giornata mondiale dell'Alzheimer, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin pubblica il documentario scritto, prodotto e diretto assieme a Giuseppe Petruzzellis, in cui racconta la sua storia di amore e dolore accanto alla mamma Gilda, malata di Alzheimer. Uno spaccato di vita crudo, vero, autentico, nella sua carica di grande bene, per far sentire chi ha vissuto o sta vivendo questo calvario meno solo. Un cortometraggio che è significativo grazie alle scene, alle immagini, ai suoni che abbiamo messo per raccontare quella che è stata la malattia di mia mamma in questo caso, ma raccontarla non dal punto di vista esterno, ma cercare di raccontarla proprio entrando in quella che era la testa, in quella che era la mente di mia mamma nel passaggio in questa malattia. Quindi è un cortometraggio crudo, è un cortometraggio duro sicuramente, ma che ha un filo comune in tutto, che è quello dell'amore. Cioè, grazie all'amore noi siamo riusciti ad affrontare la malattia di nostra mamma, che purtroppo dal 2018 non c'è più, e siamo riusciti anche a dare un segnale, a dare delle risposte, a cercare di dare vicinanza alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Viene espresso tutto il senso di impotenza dei familiari che si trovano ad affrontare un cammino tanto difficile, tanto incomprensibile e irrazionale. Il senso di impotenza nel non riuscire a curare, proteggere e tutelare la persona amata. L'impotenza appunto nel non riuscire ad aiutare e nel non riuscire anche a capirle, nel non riuscire appunto ad entrare in quella che è la loro testa, in quello che è il pensiero che in quel momento magari la persona che è ammalata ha. Questo è sicuramente uno degli aspetti che più fanno male per chi affronta la malattia. Il documentario e la storia di Gilda, che si possono vedere sulla piattaforma zalabview.org, hanno fatto letteralmente il giro del mondo, un grande messaggio di speranza attraverso la sofferenza nel nome dell'amore. Mi piace dire che mia mamma oggi finisce il suo viaggio intorno al mondo, perché appunto questo cortometraggio è andato in vari festival sia nazionali che internazionali, e davvero mia mamma è riuscita insomma a viaggiare e a portare la sua parola e la sua esperienza affinché possa aiutare qualcun altro, per cui mi piace insomma ricordarla così in questa giornata insieme a lei, insieme a tutte le persone che purtroppo soffrono o hanno sofferto.